Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e bentrovati al nostro quotidiano appuntamento da qui alle ore 12 con Onda Libera. Vediamo di mettere in fila un po' i fatti più importanti del giorno, guardando in primo luogo l'agenzia ANSA di stamani. Oltre a Gaza al buio, colpita nella notte l'unica centrale elettrica, titola l'agenzia ANSA, ci sono le riforme, poi teniamo d'occhio naturalmente, anzi d'orecchio anche il Senato, proponendo eventualmente gli interventi che dovessero sembrare più significativi nel dibattito sulle riforme. La mediazione sulle riforme e il capogruppo del PD Zanda che dice ok di tutti per arrivare a questa benedetta mediazione sulle riforme. La proposta è centrata sulla riduzione degli emendamenti e sul voto finale la prima settimana di settembre. Forza Italia dice ok Chiti sui tempi, Chiti è l'autore della proposta di mediazione in questione, ma resta il patto del Nazareno. In questo momento interviene il capogruppo di Forza Italia Romani. Poi c'è Confcommercio che denuncia la solita storia, tasse nel 2013, pressione fiscale da record al 53,2% secondo l'ufficio studi della Confcommercio, e poi c'è la notizia della morte di Giorgio Gaslini, musicista, è morto all'ospedale di Borgotaro, Parma, dove era ricoverato da circa un mese dopo una caduta. Era nato a Milano il 22 ottobre del 1929. Compositore, direttore d'orchestra e pianista, Giorgio Gaslini è stato autore anche di colonne sonore. Nella sua lunga carriera ha tenuto circa 4.000 concerti in tutto il mondo e all'impegno nel jazz ha affiancato anche la musica classica con una copiosa discografia. Uno dei personaggi della musica italiana forse sottovalutati, dimenticati, non tanto celebrati, mentre l'agenzia ANSA mette in prima pagina anche la questione del Teatro Valle occupato, ultimatum senza il dialogo dal Campidoglio, dal sindaco Marino. E infine Tavecchio, aspirante presidente della Federcalcio, chiede scusa, la mia è stata un'uscita infelice, ho sbagliato. Questi i titoli di primo piano dell'agenzia ANSA in questo momento. Partiamo però oggi, parleremo di economia, c'è tanto da dire, però c'è una vicenda della quale non abbiamo fatto in tempo a dar conto stamani in rassegna stampa ed è raccontata in esclusiva sostanzialmente dal Fatto Quotidiano in prima pagina e a pagina 7 con un articolo di Marco Lillo. La vicenda riguarda il numero 2, che poi in realtà è il sostanziale numero 1 del Consiglio Superiore della Magistratura, già politico UDC di lungo corso, Michele Vietti. Quella gita in barca, il commercialista indagato e i tanti incarichi all'amica. Agli atti dei PM di Roma, il weekend con il commissario Itabia sotto inchiesta e le manovre per agganciare il vicepresidente del CSM Vietti da parte di un giudice sotto procedimento disciplinare. Il Consiglio Superiore della Magistratura domani tiene il suo ultimo plenum, almeno in teoria. Il vicepresidente Vietti a settembre potrebbe tornare a fare l'avvocato nel suo ex studio. Nella sede romana di Vietti e Associati troverà Giuseppina Rubinetti, detta Gippi, 42 anni, dal 2010 in forze allo studio e che da allora ha visto aumentare il numero dei suoi incarichi come curatore e commissario ben retribuito dalla sezione fallimentare del Tribunale di Roma. Scrive Marco Lillo e già nel primo capoverso abbiamo una specie di notizia di conflitto di interessi o di familismo, diciamo così, o meglio di un comportamento, si adombra naturalmente e non si prova, un comportamento di favore nei confronti della segretaria, diciamo così, o meglio della signora Giuseppina Rubinetti, che lavora nello studio dell'avvocato Vietti, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura,
e che dal 2010 ha visto aumentare il numero dei suoi incarichi come curatore e commissario dalla sezione fallimentare del Tribunale di Roma. Giuseppina Rubinetti, detta Gippi, che lavora nello studio Vietti, è infaticabile, scrive il Fatto Quotidiano, e trova il tempo per occuparsi anche delle presentazioni dei libri di Vietti e per organizzare cene con cotè di magistrati a casa sua, con ospite di riguardo l'amico vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Michele Vietti. Dagli atti di un'indagine della Procura di Roma sui commissari dell'amministrazione straordinaria Itavia emerge il rapporto di Gippi con Antonio Guarino, commercialista napoletano intercettato perché all'insaputa di Vietti era indagato in qualità di commissario straordinario dell'Itavia per un presunto abuso d'ufficio. Intanto dal Senato parla Anna Finocchiaro, Presidente della Commissione Affari Costituzionali. Ci trasferiamo brevemente là, a Palazzo Madama. No, Presidente, io ho ascoltato questo dibattito molto attentamente. Anna Finocchiaro ha un bel vocione, però questo mi sembra la voce di Zanda, il capogruppo del Partito Democratico. Bene, siamo in diretta col Senato, quindi qualche imprecisione ci può stare. Seguiamo dall'altra parte del vetro il dibattito al Senato, eventualmente ve lo proponiamo. Comunque, torniamo alla questione che riguarda Vietti. C'è un articolone oggi a pagina 7 sul Fatto Quotidiano che inizia raccontando appunto della signora Giuseppina Rubinetti, che lavora nello studio di Michele Vietti, lo studio di avvocato di Vietti e Associati a Roma, e che ha ottenuto dalla sezione fallimentare del Tribunale di Roma una quantità di incarichi come curatore e commissario, ovviamente ben retribuito. Si occupa la signora Rubinetti anche delle presentazioni dei libri di Vietti, delle cene con ospite di riguardo l'amico vicepresidente del CSM e svariati magistrati, e dalle indagini della Procura di Roma sui commissari dell'amministrazione straordinaria Itavia emerge il rapporto della signora Rubinetti con Antonio Guarino, commercialista napoletano intercettato in quanto indagato come commissario straordinario dell'Itavia per un presunto abuso d'ufficio. Nelle intercettazioni dell'inchiesta compaiono le telefonate relative a una gita di Michele Vietti e di questa signora Gippi Rubinetti, accompagnata dal compagno Matteo, sulla barca del commercialista Guarino, noleggiata il 14 giugno 2013 per portare Vietti a un convegno in quel di Ischia. Guarino, intervistato dal Fatto su quelle telefonate, dice che è tutto vero, ma dal rapporto con lo studio Vietti io non sono stato avvantaggiato, anzi ho lavorato dal 2010 al 2013 come collaboratore dell'avvocato Rubinetti ai fallimenti nei quali lei era curatrice. Mi occupavo della gestione, la coadiuvavo negli adempimenti fiscali. Solo in 2 procedure sono stato nominato coadiutore, mentre in molti altri casi collaboravo senza incarico formale. Non si è mai stabilito un rapporto economico, né io ho mai sollecitato una quantificazione dei compensi, cioè lavorava gratis per amicizia, dice il commercialista Guarino. Ovviamente per me era prestigioso lavorare con lo studio Vietti e crearmi una rete di relazioni a Roma. La signora Rubinetti, anzi l'avvocato Rubinetti, che lavora nello studio del vicepresidente del CSM Vietti, mi fu presentata da un magistrato che ha lavorato alla sezione fallimentare di Roma. Il nome non lo dico, per me era un onore essere invitato alle sue cene. Ma i magistrati davano fiducia all'avvocato Rubinetti anche per il prestigio assicurato dal fatto che era amica del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, oltre che lavorare nel suo studio? Ebbene, a questa domanda cosa risponde il commercialista Guarino? Sono testimone solo del rapporto di amicizia tra Vietti e Rubinetti e della presenza di alcuni magistrati alle cene, magistrati che vanno alle cene col vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Tutto normale, ma sono cose private. Quanto agli incarichi, è noto che sono incarichi fiduciari. Se gli si chiede dei compensi, Guarino sembra deluso. Solo recentemente ho sollecitato all'avvocato Rubinetti una definizione del quadro economico. Ma così va il mondo, scrive Marco Lillo. Guarino, il commercialista in questione, intercettato, commercialista napoletano, intercettato perché come commissario straordinario dell'Itavia era sospettato di abuso d'ufficio. Guarino avrebbe lavorato gratis per inserirsi nel giro scintillante che aveva visto alle cene con Vietti e per poi essere improvvisamente dimenticato. Eppure una volta si sentiva spesso con Gippi Rubinetti. Dalle carte dell'indagine, che non riguardano né Vietti né Rubinetti, emergono i rapporti triangolari
Guarino, Rubinetti e un giudice di Napoli, Corrado D'Ambrosio, al quale interessava un contatto col Consiglio Superiore della Magistratura perché due pratiche lo riguardavano. All'esame del CSM c'era una nomina al Tribunale delle Imprese di Napoli e un procedimento disciplinare che riguardava il magistrato marito della cugina del commercialista Guarino. In entrambi i casi il CSM non sembra avere aiutato il giudice D'Ambrosio. Il procedimento disciplinare è stato poi annullato dalla Cassazione. Le manovre, insomma, non sono riuscite, ma quella gita in barca a Ischia ha lasciato una scia imbarazzante nelle intercettazioni. Vietti non prende l'aliscafo per raggiungere il convegno organizzato dall'Ordine dei Commercialisti all'Hotel Regina Isabella, dove c'era anche il surnominato giudice D'Ambrosio. Vietti preferisce salpare dalla Darsena Sannazzaro di Napoli su un bel Tornado 44, un 13 metri a motore noleggiato e pilotato dal commercialista Antonio Guarino. La scena della barca seguita dalla motovedetta dei carabinieri che attracca al molo dell'hotel di Ischia fa esultare Guarino. Tu pensa, confida un'amica, che quando Michele Vietti viene con me, che scende dalla barca e viene ricevuto il presidente del Tribunale di Napoli, che per me è stato un nemico e ora invece si inchina. Capisci? Intanto al Senato parla il capogruppo leghista Centinaio. Sentiamo. Disponibile, andiamo avanti. Ma se non ci sono altri interventi su questo punto... Allora, non è che così capiamo molto, bisogna andare agli interventi quando hanno una certa continuità, perché sennò è come non averli. In ogni caso, tornando allora alla questione del commercialista, il commercialista in sostanza dice: beh, andando in barca con Vietti anche il presidente del Tribunale di Napoli, che per me era nemico, ora invece si inchina. Non ci vuol molto, scrive Marco Lillo, per capire perché avere in barca il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il quale ha poteri sui magistrati, può aiutare un professionista che guadagna grazie ai magistrati a prendere il volo. Guadagna grazie ai magistrati anche perché viene nominato, così come l'amica di Vietti, l'avvocata Rubinetti, commissario, e riceve incarichi di curatela e di commissariamenti appunto vari dalla sezione fallimentare del Tribunale di Roma. A Ischia tutto fila liscio. D'Ambrosio, il giudice, si impegna al massimo. Alle 9:20 del giorno del convegno chiama Gippi, l'avvocato Rubinetti, amica di Vietti. Parlano dell'esigenza del presidente Vietti, recitano i brogliacci di indagine, e le dice che manderà a prendere il presidente del tribunale ad Ischia per le 15:10, così alle 16 potranno cominciare. Giuseppina precisa che il presidente Vietti era intenzionato a prendere l'aereo 19:30 per rientrare a Torino. Corrado, il giudice D'Ambrosio, le dice che non c'è nessun problema perché ha organizzato tutto lui, provvederà a chiamare il presidente del tribunale per riferirgli la cosa e alle 16 ci sarà la presentazione del libro. Insomma, il giudice D'Ambrosio si mette a disposizione di Vietti come se fosse il suo segretario, così come anche il commercialista Guarino. Poi però il Consiglio Superiore della Magistratura non approva la proposta sulla sua nomina al Tribunale delle Imprese e il 2 luglio 2013 la polizia intercetta un SMS del giudice D'Ambrosio per Giuseppina Rubinetti, l'amica di Vietti. Sono molto contento di aver fatto ospitare te, tuo marito e Michele Vietti in un albergo meraviglioso. Non ho avuto il piacere di risentirti, mi auguro che tutto vada bene, saluti affettuosi, Corrado D'Ambrosio, il magistrato. Poco dopo anche Guarino scrive all'avvocata Rubinetti, l'amica di Vietti: cara Gippi, ci sono rimasto molto male che non mi hai più risposto, non ho capito il motivo, ma se ci sono stati problemi potevi parlarmene. E Rubinetti risponde: scusa, ma non avevamo preso alcun impegno, forse c'è stato un equivoco, ti confesso di essere rimasta sorpresa del tuo messaggio imbarazzante. Cos'è successo? Il giudice D'Ambrosio spiega a Guarino: bisogna anche considerare quello che hanno avuto e dove sono stati. E il commercialista afferma di non aver avuto più alcun tipo di contatto con loro sulla questione del giudice D'Ambrosio, proprio perché riteneva che, avendo D'Ambrosio consegnato le carte e avendo parlato direttamente con loro, la questione pensava che fosse stata serenamente presa in carico. Antonio Guarino è risentito perché si è riunita la commissione del CSM e loro non gli hanno fatto sapere nulla, quindi spera che ne fossero al corrente, e aggiunge che se sarà titubante anche su una virgola riguardo a quello riferitogli dal giudice D'Ambrosio, dirà: Gippi, senti, grazie, non abbiamo più bisogno, non fa niente, chiederò aiuto a qualche altra persona, se qualche volta avrò un problema lascia stare, e a quel punto non lo dovrà chiamare più. Il giudice D'Ambrosio sottolinea che ciò significa essere presi per il culo.
Secondo la polizia, dalle conversazioni e gli SMS di questo tenore si comprende senza ombra di dubbio che le persone alle quali si fa riferimento e che avrebbero dovuto aiutare il D'Ambrosio sono il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Michele Vietti e l'avvocato sua amica Giuseppina Rubinetti. Infatti, sia il giudice D'Ambrosio che il commercialista Guarino, per cercare di risolvere le loro questioni, si sono rivolti a loro, avendo come unico obiettivo prefissato di incontrarli, organizzando sia il trasporto in barca di Michele Vietti sia di Giuseppina Rubinetti per l'occasione del convegno, svoltosi all'Hotel Regina Isabella di Ischia, e impegnandosi anche per la diffusione e presentazione del libro di Vietti. Il libro Facciamo Giustizia è intitolato, per accattivarsi la loro benevolenza. Giuseppina Rubinetti fa parte dello studio Vietti dal 2010. Anche prima della nomina di Vietti aveva ottenuto sparuti incarichi, ma i giudici della fallimentare puntano su di lei soprattutto dopo la nomina di Vietti nell'agosto 2010. Vietti viene nominato vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e l'avvocata che lavora nel suo studio dal 2010, anno di nomina, riceve una valanga di incarichi come curatrice fallimentare della Distretto Cosmetici, della Itapac SRL, della JEG SRL, Vita SRL, 250 Supercars SRL nell'ottobre 2010. Mediaflight SRL, Item SNC, Udela SRL nel marzo 2011, Gebar 84 SRL 29 aprile 2011, Punto Verde il mese successivo, 24 maggio, Hub Photo Studios novembre 2011, Europea Costruzioni SRL e T-Quadro SRL marzo 2012. Altro incarico di commissariamento Edilizia del Mare SRL a luglio 2012, più l'incarico di commissario del concordato TAG Group SRL del 6 ottobre 2011, assegnatole dal tribunale composto dal presidente Ciro Monsurrò e dal giudice Di Salvo, entrambi abituali ospiti alle sue cene, con giudice e relatore Maria Luisa De Rosa. Poi San Giorgio il 4 ottobre 2013, Key Systems il 31 ottobre 2013, altro incarico di commissariamento Edil Restauri 19 dicembre 2013. Gippi, l'avvocato Rubinetti, amica e socia di Vietti, in quegli anni organizza le cene coi magistrati nella sua casa ai Parioli. Talvolta le pietanze erano preparate dallo chef Filippo Lamantia, ma il piatto forte erano gli ospiti. E al di là dei due tizi, il giudice e il commercialista, che cercano di aver favori da Vietti, ciò che credo impressioni di più è l'enorme elenco di incarichi di curatela fallimentare, ben retribuiti ovviamente, dalla sezione fallimentare del Tribunale di Roma per l'avvocata socia di Vietti che lavora nel suo studio e che accumula una serie di incarichi come quelli che vengono elencati, sono tantissimi in effetti. Dal momento in cui Vietti diventa vicepresidente del CSM, gli incarichi sono dati anche da magistrati ospiti alle cene della stessa avvocata, che viene poi nominata dai magistrati come curatrice fallimentare e ben retribuita naturalmente. Al Senato parla Anna Finocchiaro. Questo lavoro di approfondimento sulle questioni maggiormente avvertite nel dibattito da parte di diversi gruppi potrebbe essere fatto proficuamente per tutti. Torneremo insomma a fare il nostro lavoro. In questo senso, se la conferenza dei capigruppo si orientasse per raccogliere alcune suggestioni positive che oggi sono venute in questo giro di opinioni, noi chiederemmo di avere uno spazio per poter coltivare questi approfondimenti. Tra l'altro, lo dico ai colleghi della Commissione, ci sono questioni molto sentite e molto evocate nel dibattito, come quelle che riguardano gli strumenti della democrazia diretta, che non hanno avuto durante l'indagine conoscitiva un vero approfondimento, perché ci siamo maggiormente dedicati ad altri aspetti della riforma, e se avessimo anche pochissimo spazio potremmo chiamare degli esperti ad approfondire le questioni che hanno anche diviso le posizioni delle forze politiche durante la discussione. Questo è il nostro atteggiamento, ovviamente un atteggiamento tutto positivo. Vorrei aggiungere un'altra notazione: se davvero riuscissimo, la conferenza dei capigruppo in questo caso sarà essenziale, se davvero noi riuscissimo a riacquistare la possibilità di lavorare come dire, fisiologicamente,
Noi potremmo anche affermare un altro principio che a me, ma credo anche a tutti i colleghi che sono in quest'Aula, sta molto a cuore, che eventuali modifiche al testo della Commissione, perché di questo stiamo discutendo ormai, collega Petrocelli, non del testo originario, ma del testo della Commissione, eventuali modifiche potessero maturare qui, per un fatto non solo simbolico, io direi un fatto squisitamente politico. Il Senato che riforma se stesso, al di là della portata della riforma, ha un valore politico assai significativo e il Senato è assolutamente in grado di riformare se stesso e di farlo bene e approfonditamente, con coraggio e con generosità, e sarebbe quindi giusto che la riforma assumesse proprio qui al Senato la sua maggiore compiutezza. Grazie. Caldo, freddo, e in casa non c'è mai il giusto clima. Oh cazzo, è arrivato il tasso. Sì, da Climatizzazione Milano è arrivato il tasso zero. Puoi acquistare il tuo climatizzatore con Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Bene, torniamo allora in onda. Non so se al Senato adesso valga la pena di rimettersi. Sta parlando, credo, Roberto Calderoli. Sentiamo. E a quello dei relatori. E per questo io chiedo e credo che sia assolutamente una cosa utile fare questa Capigruppo, ad una condizione: primo, che i relatori abbiano i tempi, come già richiesto dalla Presidente Finocchiaro, per poter lavorare veramente, e secondo, che i tavoli che si andranno a fare siano dei tavoli veri, cioè non si può dire conforme sì o no, le cose vanno spiegate. Perché se io posso accogliere l'architrave della elezione indiretta, che ho detto non mi sono mai fasciato la testa, è un modo diverso di pensarla, io posso scegliere per uno o per l'altro, posso anche convincermi di una cosa o dell'altra, però se si discute di tutti gli altri particolari e qui dentro ci sono 161 persone che la pensano in maniera diversa, anche se sbagliano, questa è la democrazia. E non ci può dire un sì o un no che blocca completamente tutto. Quindi se vogliamo proseguire seriamente, facciamo questo punto. Io credo che in quell'occasione, senatore Zanda, ci potrà essere la disponibilità o meno rispetto a una serie numerose di emendamenti, e ciascuna forza politica si assumerà le sue responsabilità, ma a fronte di risposte del governo che a questo punto non possono più non venire. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire la Ministra Boschi, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Credo che sia doveroso un intervento del Governo, non tanto perché sollecitato, quanto per ripristinare anche la realtà dei fatti e del percorso che ci ha visto lavorare insieme Governo e Senato in questi 4 mesi. Credo che l'atteggiamento che ha avuto il Governo nei lavori di 3 mesi e mezzo in Commissione, in cui abbiamo avuto modo di lavorare a fianco dei 2 relatori e dei membri della Commissione, e le modifiche
anche sostanziose che sono state apportate al testo iniziale del Governo dal lavoro in Commissione siano la prova provata della disponibilità del Governo a trovare dei punti di incontro, perché ricordo a tutti noi che il lavoro in Commissione ha visto non soltanto un ruolo attivo del Governo, ma anche un parere favorevole del Governo agli emendamenti dei relatori e agli emendamenti che abbiamo condiviso in Commissione. Non c'è mai stata una contrapposizione tra Governo e relatori o tra Governo e maggioranza ampia, oltre quella di Governo, che ha sostenuto i lavori in Commissione e che ha portato ad un testo approvato in Commissione con una maggioranza così estesa. Quindi oggi non si tratta di discutere semplicemente i sì e no del Governo, ma i sì e no di una maggioranza che ha votato quel testo in Commissione. Quindi non è semplicemente più il testo base del Governo iniziale. Io posso ribadire in questa sede quello che già più volte ho avuto occasione di dire anche alle capigruppo, quindi anche alla presenza del senatore Centinaio, della senatrice De Petris, che oggi richiamavano un intervento in quest'Aula. Volentieri ribadisco quanto già affermato anche in quelle sedi. Il Governo, come sempre, ha la disponibilità a trovare ulteriori punti di incontro anche nel lavoro che affronterà l'Aula nei prossimi giorni e dei punti di apertura di mediazione, come sempre è stato fatto, anche in collaborazione con i relatori, ovviamente. Il Governo non può in qualche modo sottostare ad un ricatto, per così dire, ostruzionista. Per questo io avevo visto come favorevole la proposta avanzata dal senatore Chiti, una proposta interessante che andava nell'ottica di calendarizzare in modo diverso i nostri lavori per consentirci di concentrarci sui punti ritenuti nodali, essenziali, affrontare su quelli il dibattito in aula con i tempi giusti e con la possibilità di trovare dei punti di incontro. Probabilmente non su tutto sarà possibile trovare un punto di incontro tra maggioranza e opposizioni, quindi non è solo un governo e il Senato, ma tra maggioranza e opposizione, come avviene per qualsiasi provvedimento, come avviene nel gioco democratico. C'è una maggioranza e un'opposizione che cercano dei punti di convergenza, dopodiché non è pensabile, non esiste nessun paese democratico che sia una minoranza in Parlamento che afferma le proprie ragioni a scapito della maggioranza. Questo avviene normalmente e avverrà anche in questo caso. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, io convoco immediatamente la capigruppo e poi sarà presa una decisione in relazione all'eventuale sospensione dei lavori, anche per organizzare il prosieguo dei lavori. Bene, allora torniamo in attesa del prosieguo dei lavori al Senato sul tema della riforma costituzionale a un'altra storia che è raccontata oggi dal giornale, da Paolo Bracalini, che diciamo in qualche modo si ricollega a un fatto che era uscito qualche settimana fa e del quale si è poi parlato molto poco, ma comunque a quanto risulta la Procura ha aperto un'indagine sulla casa a Firenze dell'allora sindaco Renzi, il quale non risulta indagato per l'alloggio dato gratis da Marco Carrai, che è stato nominato in svariati incarichi attinenti anche al comune di Firenze ed è uno dei più stretti collaboratori di Renzi, oltre che molto attivo nel campo finanziario, diciamo così, bancario e nel mondo del business. Il fascicolo è stato aperto in fase di indagine e all'attenzione del dottor Luca Turco. Al terzo tentativo, scrive oggi il giornale, la cancelleria della Procura di Firenze ha fornito al giornalista Paolo Bracalini l'informazione che a lungo era stata richiesta. Il fascicolo aperto sulla casa di Via degli Alfani a Firenze, nel nome della via un destino per Renzi, Via degli Alfani. Il fascicolo aperto sulla casa di Via degli Alfani a Firenze, data in prestito gratuito all'ex sindaco Matteo Renzi e pagata per quasi 3 anni dal suo procacciatore di finanziamenti e manager comunale Marco Carrai, a cui Renzi a febbraio ha offerto anche di fare il ministro, ma grazie, ha detto Carrai, preferisco continuare a fare l'imprenditore. Questo fascicolo, dunque, l'indagine
è in mano al pubblico ministero della Procura di Firenze Luca Turco ed è attualmente in fase di indagine. Ciò non significa che Renzi o Carrai siano indagati e nella risposta della Procura si specifica che non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione. Di più, emerge che al momento si tratta di un fascicolo modello 45, nel quale cioè vengono iscritte le notizie non costituenti fatti di reato relative all'esposto e che possono diventare notizie di reato se le indagini del pubblico ministero lo accertano. Al momento però la valutazione di partenza della Procura di Firenze, avendo scelto l'iscrizione più soft, sembra non intravedere violazioni nella vicenda della casa data in prestito gratuito al sindaco Renzi da un manager nominato dal comune, cioè da Renzi stesso, in più di un consiglio di amministrazione di società partecipate dal comune. E dunque sembra che la procura non dia troppo peso all'esposto del denunciante, cioè di Alessandro Maiorano, dipendente comunale in guerra con l'ex sindaco Renzi, che peraltro lo ha querelato. Una valutazione che spetta al sostituto procuratore Luca Turco, che ha in mano il fascicolo su Renzi e Carrai. Un magistrato che conoscono meglio gli altri firmatari del patto del Nazareno, visto che Luca Turco è il PM che ha condotto le indagini su Denis Verdini e il Credito Cooperativo Fiorentino e ha chiesto il rinvio a giudizio per Verdini. Turco era stato titolare anche del ramo fiorentino dell'inchiesta sul G8, con al centro sempre Verdini. Secondo una ricostruzione giornalistica, il PM Turco farebbe parte all'interno di Associazione Nazionale Magistrati della corrente dei Verdi, quella più a sinistra insieme a Magistratura Democratica. Archiviazione in vista per l'ex sindaco di Firenze dunque e per la storia della sua casa finanziata per 3 anni con un affitto risparmiato di 37.000 euro dal presidente di Aeroporto di Firenze SPA Carrai? Si vedrà, scrive il giornale. Nel frattempo, su quella vicenda è pronta un'interrogazione parlamentare del deputato a 5 Stelle Alessandro Di Battista al ministro di Giustizia. Un altro deputato grillino, il fiorentino Artini, ha ricevuto da Alessandro Maiorano, il dipendente comunale che ha presentato l'esposto in tribunale, carte e documenti su un'altra storia, sempre di case e affitti e cambi di residenza improvvisi, che riguarda però Renzi e il suo successore a Palazzo Vecchio, il già deputato del PD Dario Nardella, attuale sindaco di Firenze, il quale avrebbe cambiato residenza 3 giorni dopo la denuncia di Maiorano sulla casa di Renzi, spostandola da una villa in affitto, proprietà di una ricchissima famiglia locale, a una sua casa di proprietà. Misteri o ossessioni? Forse, conclude il giornale, lo spiegherà l'avvocato Carlo Taormina, che sta coadiuvando questo ex dipendente comunale di Firenze, Maiorano, e che nei prossimi giorni farà una conferenza stampa con una mega denuncia al Premier. Lo show è assicurato, per i reati si vedrà, scrive il giornale, dando conto di queste storie di case a Firenze, di Renzi e del suo successore. Andando invece ai temi economici, partiamo dall'economia reale, come si suol dire, e dalla Cina, che è molto vicina alla Lombardia, come racconta oggi il Corriere della Sera. Nel dorso lombardo lo shopping, l'acquisto di imprese cinesi a Milano e dintorni continua e sono sempre più numerosi i capitali cinesi interessati a comprare industrie lombarde. L'ultimo affare portato a termine è quello del Pavia Calcio, la prima e finora unica società di calcio italiana controllata da un gruppo cinese. Sul Pavia Calcio ha messo le mani la società Agenzia per l'Italia, con sede a Milano, controllata dal fondo Pingyi Shanghai Investments, una compravendita che ha consentito al Pavia di iscriversi regolarmente al prossimo campionato di Lega Pro. Secondo molti consentirà al fondo di investimenti di fare nuovi affari nel pavese. Il gruppo che ha acquistato la squadra, dice il presidente della provincia di Pavia, Daniele Bosone, sembra interessato ad acquisire o a collaborare con imprese locali nell'ambito della sanità, del settore farmaceutico e anche in quello vitivinicolo. L'oltrepo pavese. Si dice anche che imprenditori cinesi avrebbero piacere a incontrare gruppi pavesi. Se dovesse succedere, per noi sarà un bene, dice il presidente della provincia di Pavia, Bosone.
Ipotesi confermate anche da Thomas Rosenthal, direttore del centro studi Fondazione Italia-Cina. Quello che interessa all'investitore cinese non è la squadra di Pavia in sé, ma gli asset collegati, per esempio i terreni della vecchia proprietà, ma anche altre società di calcio, e in generale non sarebbe sorprendente se in una città come Pavia qualche cinese investisse nel business dei servizi sanitari. Del resto, in futuro, sempre più orientali in grado di spendere si sposteranno all'estero per farsi curare. Indiscrezioni a parte, quel che conta sono i numeri, scrive ancora il Corriere della Sera. E secondo il rapporto annuale della Fondazione Italia-Cina, la Lombardia è la prima regione italiana per presenza di capitali cinesi. Sono 70 tra acquisizioni e nuove aperture le imprese cinesi e di Hong Kong, il 37% del totale, in grado di dare lavoro a 1983 dipendenti. Tra queste c'è la bergamasca Pinco Pallino, abbigliamento per bambini, con il 20% nelle mani dell'operatore di private equity Lunar Capital, cinese ovviamente, ma la presenza maggiore è quella del colosso Zoom Lion, anzi, macchinari per l'edilizia, che dal 2008 ha rastrellato 6 aziende lombarde, a cominciare dalla Cifa Pumps, mentre nelle ultime settimane il gruppo Jihua, abbigliamento professionale, dopo aver issato la bandiera rossa a 5 stelle sulla tessitura Maiocchi di Albavilla, Como, ha inaugurato a Tavernerio, sempre nel Comasco, il suo quartier generale internazionale. Le imprese cinesi acquisiscono società locali per servire meglio il mercato europeo e saltare le barriere doganali, dice il direttore del centro studi Fondazione Italia-Cina Rosenthal. Ma acquisiscono imprese anche per imparare la nostra tecnologia. Non a caso uno dei settori su cui Pechino ha più puntato gli occhi in Lombardia è quello della meccanica, in cui per tradizione i lombardi hanno dato il meglio. Nei prossimi anni molti punteranno sull'agroalimentare, il Made in Italy per eccellenza, dice ancora il direttore della Fondazione Italia-Cina. Sono comunque 70 le imprese cinesi e di Hong Kong che hanno comprato in Lombardia. E il Corriere della Sera racconta anche un'altra storia, questa volta da Varese. Prima funzionava così: il padrone mi prendeva sotto braccio, mi offriva il caffè e alla fine gli chiedevo l'aumento per gli operai. Oggi invece si fanno i summit in fabbrica con i manager. È il cambio di stile in una piccola azienda metalmeccanica di Varese acquistata dai cinesi, 90 operai, 140 se si somma anche la sede di Modena. Il cambio di stile è tutto qui, dal Schurbrand-Villa a relazioni industriali moderne, perché i cinesi per cultura fanno lavorare i manager e sono molto formali, incontri, accordi, orari, permessi, tutto codificato. Meglio o peggio? È semplicemente diverso, dice Giuseppe Marasco della CISL di Varese. Una volta contava la parola, ora contano i dati. Alla CB Ferrari di Mornago dal 2011 comanda la Jinsheng Holding Europe, partecipata dal Comune di Pechino, gruppo mondiale del settore metalmeccanico ramificato in Cina e soprattutto in Germania con oltre 4.000 dipendenti, manager italo-tedeschi, prodotto italiano. La fabbrica di Mornago fu fondata nel 66 da 2 soci varesotti. Negli anni 2000 le cose stavano peggiorando, ci fu la cassa integrazione, ma i prodotti erano da urlo, macchine utensili industriali di primo livello, quasi personalizzate. I cinesi hanno lasciato gli stessi capi stabilimento sia a Mornago che a Modena e hanno reso tutto più formale. Anche prima si facevano gli accordi, dice il sindacalista della CISL, ma con un approccio meno da grande azienda. Ci siamo uniformati alle relazioni sindacali come le intendono i gruppi tipo Aermacchi o Whirlpool. Prima invece si basava tutto sulla nostra capacità di avere empatia col vecchio Renato Bianchi, padrone con uno stile di altri tempi. Così il Corriere della Sera sulla Cina in Lombardia, mentre il Fatto Quotidiano, in tema economico, si occupa delle 140 crisi che mancano nello spot di Renzi, le 140 crisi industriali, concentrate, a guardare la cartina che a pagina 8 il Fatto Quotidiano mette in evidenza, concentrate fra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, in parte anche Veneto, Toscana, Lazio, Marche. Ci sono casi naturalmente anche in Sardegna, nelle regioni meridionali, uno solo in Calabria, qualcuno di più in Puglia, ma sono comunque 140 le crisi formalmente aperte che mancano nello spot del Premier Renzi, scrive Salvatore Cannavò. Il Premier annuncia l'estate in 10 fabbriche che Renzi visiterà,
dall'Ilva al Sulcis fino a Gela, un tour per aggirare la questione dei conti pubblici che non tornano, vedi manovra ad autunno, ma le vertenze aperte sono centinaia, 10 città per monitorare la crisi. È quanto ha in mente Renzi a partire da fine agosto, secondo quel che ha riportato ieri il quotidiano La Stampa. Il Premier comincerà un viaggio in 10 tappe in alcuni dei simboli della deindustrializzazione italiana, ma anche in luoghi segnati da crisi sociale o ambientale, come l'Aquila o le zone terremotate di Reggio Emilia, Scampia e Reggio Calabria. Con questa iniziativa Renzi dimostra di sapere, scrive Il Fatto, che il banco di prova del suo governo è la crisi economica e si prepara a quello che gli riesce di più: apparire, annunciare, costruire attese nella speranza di poterle esaudire. Ma il problema è che quel viaggio non sarà mai sufficiente a colmare il disastro sociale che la crisi economica sta provocando nel tessuto produttivo italiano. Le città da toccare non sono 10 o 20, ma tutte le province italiane, come mostra la mappa della crisi che il Fatto Quotidiano oggi pubblica a pagina 8. Le crisi industriali più gravi sono centinaia e riguardano tutte le regioni italiane, senza distinzione. Renzi farebbe bene a leggere il recente rapporto CISL su industria, mercato del lavoro e contrattazione, scrive il Fatto Quotidiano. Di economia si occupa in prima pagina anche Maurizio Belpietro sul quotidiano che dirige, Libero. L'Italia degli imboscati è il titolo d'apertura di oggi di Libero. A Napoli un vigile su 2 non lavora, in Sardegna, Calabria e Puglia c'è il record di invalidi, i teatri lirici tutti in rosso ma i violinisti scioperano e il governo premia perfino chi paralizza all'Italia, i sindacati e i sindacalisti. La CGIL si è accorta che in Italia non c'è lavoro, sono anni che il totale delle persone che hanno un lavoro diminuisce, ma finora la CGIL non aveva dedicato attenzione al fenomeno. A colmare la lacuna ha provveduto l'associazione Bruno Trentin, l'ufficio studi CGIL, che ha elaborato i dati dell'Istat e ha scoperto che dal 2007 a oggi il tasso di occupazione è passato dal 51,4 al 48,2%. Il tasso di occupazione è il numero di occupati sul totale della popolazione che è in età da lavoro, ma ciò che è peggio è che il confronto con l'Europa ci dà di sotto e di parecchio rispetto alla media dei paesi dell'Unione Europea. 7,5 punti percentuali separano l'Italia dal tasso di occupazione della zona euro, della quale fanno parte non solo Germania e i paesi del nord, la cui economia viaggia veloce, ma anche Spagna, Portogallo e Irlanda, dove il tasso di occupazione è comunque superiore a quello italiano. Intanto c'è qualcosa che non va, commenta Belpietro, sotto il profilo dei numeri, perché se meno di un abitante su 2 lavora, significa che 1 su 2 campa sulle spalle di chi ha un posto, con tutto ciò che ne consegue. In realtà la ricerca CGIL non dice tutta la verità, scrive Maurizio Belpietro, perché ad approfondire la statistica si scopre che non tiene conto delle persone che ufficialmente un posto di lavoro ce l'hanno, ma è come se non lo avessero. Si può considerare regolarmente occupato un lavoratore in cassa integrazione da anni? Ed è possibile continuare a far figurare nei censimenti della pubblica amministrazione quei dipendenti di società municipalizzate o servizi regionali chiaramente assunti anche se non servono? Insomma, se si togliessero dal 48% stimato dalla CGIL i posti finti o quelli precari, probabilmente in Europa batteremmo ogni record di disoccupazione. Però, oltre a questo, forse è il caso di cominciare a parlare di chi il posto di lavoro ce l'ha, ma si guarda bene dal lavorare. In questi giorni ha suscitato scandalo un rapporto interno del Comune di Napoli. Al Comune di Napoli hanno radiografato il servizio di vigilanza urbana e hanno scoperto che su 2000 guardie municipali in servizio, soltanto 900, meno della metà, lavorano. Gli altri non sono imboscati in ufficio, come spesso capita, sono proprio imboscati, punto e basta, cioè assenti. Chi per malattia, chi in permesso sindacale, chi per assistere un parente, chi per assistere agli affari suoi. Risultato: a dirigere il traffico e a multare gli automobilisti indisciplinati rimangono meno della metà di quelli che sono pagati per farlo. Può stare in piedi l'economia di un paese dove uno lavora, l'altro incassa senza lavorare? Può crescere il PIL di una nazione che, avendo più siti archeologici di tutto il mondo messo assieme, organizza un concerto attirando visitatori paganti da ogni dove, ma sul più bello, quando c'è da tirar fuori gli strumenti, i violinisti se ne vanno e dicono buonanotte ai suonatori e agli spettatori?
Eppure questo è ciò che è successo nei giorni scorsi a Caracalla, Roma, di fronte a spettatori venuti dall'America per assistere allo spettacolo. Spesso, commenta Maurizio Belpietro, ci lamentiamo delle difficoltà in cui l'Italia si dibatte, registrando gli insuccessi economici che ci spingono ad avere il minimo della crescita, ma il massimo delle tasse. E però se stiamo in questa situazione, gran parte della colpa si deve agli italiani, o meglio, a quegli italiani che si imboscano. A proposito di imboscati, c'è il record delle pensioni di invalidità al sud, nel nord invece più pensioni di anzianità. Scrive sempre Libero, ma poi ne parliamo a parte. Intanto c'è da segnalare ciò a cui fa riferimento anche il direttore Belpietro, ovvero l'articolo di Peppe Rinaldi da Napoli, 2000 vigili, ma più della metà è inabile a lavorare. Un dossier interno smaschera l'abuso di certificati medici e di permessi sindacali. Su 2000 vigili napoletani, o meglio operanti a Napoli, in 1110 non possono stare per strada e da mesi manca un comandante. È l'eterno ritorno del solito problema, scrive Rinaldi. Troppi dipendenti pubblici che lavorano poco e male. Nessuno incide il bubbone, troppo rischio, voti in uscita se solo ci si azzarda a pensare di farlo, anzi incentivi di 80 euro che sono ormai l'argomento della rivoluzione politica promossa dal Premier. Certo è che a Napoli i record in materia vengono polverizzati. Oltre la metà dei vigili urbani risulterebbe ovunque tranne che sul posto di lavoro. Su un organico di quasi 2000 addetti, circa 1100 non svolgono mansioni stradali, nel senso che la strada la vedrebbero solo durante il tragitto da casa al comando dei vigili. Gli altri 900 sarebbero i fessi che lavorano. È il cuore del dossier consegnato al sindaco De Magistris, all'assessore al personale dell'Italia dei Valori Moxedano e al capo di gabinetto del sindaco Auricchio, l'uomo che affiancò come ufficiale dei carabinieri De Magistris come pubblico ministero ai tempi delle indagini calabresi. 5 pagine con nomi, date, mansioni, assenze e relativi incroci, con certificati medici, permessi sindacali, permessi familiari, legge 104 per assistere parenti malati e via elencando. L'armamentario classico: chi è malato molto, chi è malato poco, chi non sopporta il disagio acustico, chi ha dermatiti da contatto, chi è esaurito di nervi, chi ha da accudire chi deve presenziare a riunioni per la tutela dei lavoratori, chi si deve laureare, chi diplomare, chi è troppo giovane, chi è troppo anziano. C'è di tutto, ma in strada non si deve andare. Vigilano sulle scrivanie. Questo al netto degli eroi, tra virgolette, che mantengono il servizio. 1100 su 2000 sono il 60% del personale che in pratica è inabile a lavorare, roba da far tremare i polsi se si considerano i pezzi di vita inghiottiti dal traffico di Napoli, il più pazzo d'Italia, scrive Libero. Quanto alle pensioni, vi dedica un approfondimento anche il giornale. Il dato l'ha pubblicato l'altro giorno il Sole 24 Ore. Al nord le pensioni di anzianità e gli anziani, al sud il record di invalidi. Cifre e pregiudizi, siamo sempre alle solite questioni, scrive anche Cristiano Gatti sul giornale. Il paese della previdenza resta spaccato. Al nord vincono le pensioni, al sud i sussidi. Secondo gli esperti la riforma Fornero non è bastata a risolvere la situazione. E a proposito di riforma Fornero, c'è un aspetto della riforma Fornero che è finito alla Corte Costituzionale per iniziativa di una signora genovese contro la legge Fornero. La donna, ex dipendente delle ferrovie, ha contestato il blocco della perequazione, cioè l'adeguamento delle pensioni al costo della vita. Si è vista bloccare per 2 anni l'adeguamento della pensione appunto al costo della vita, ma non si è arresa e ha deciso di andare fino in fondo per far valere le sue ragioni e ottenere quei soldi che la riforma Fornero aveva congelato. Alla fine l'ex dipendente delle Ferrovie dello Stato in pensione da fine anni 80 ha vinto la propria battaglia davanti alla Corte dei Conti, perché il sacrificio, ha detto la Corte dei Conti, ovvero il mancato adeguamento della pensione, ha effetti sul patrimonio dei destinatari, dal momento che i mancati aumenti sono perduti per sempre, ha detto Corte dei Conti. Oltretutto la sua causa pilota finirà davanti adesso alla Corte Costituzionale con una clamorosa ordinanza che è destinata a non restare isolata e a fare velocemente il giro d'Italia.
La sezione giurisdizionale ligure della Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale su una parte della riforma Fornero, quella disposizione della riforma che stabilisce il blocco della perequazione automatica per il 2012 e il 2013 delle pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo INPS. La pensionata delle ferrovie ha vinto il primo round contro l'INPS e soprattutto contro l'ex ministro Fornero e la sua riforma. Il giudice unico delle pensioni della magistratura contabile ligure, Pietro Maltese, ha sospeso il giudizio con un'ordinanza che ora porta tutto a Roma, ai giudici della Corte Costituzionale, un'ordinanza che pone la questione di legittimità di quel pezzo della riforma Fornero. La storia della signora B.M. è simile a quella di migliaia di pensionati. La donna ha diritto a 2 pensioni, una del Fondo delle Ferrovie e una dell'INPS, che percepisce da 25 anni, 1.740 euro lordi al mese nel 2011, che per effetto della riforma Fornero restano bloccati e non aumentano di 1 centesimo. La rivalutazione automatica per 2012 e 2013 è riconosciuta solo ai trattamenti pensionistici di importo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS. Tuttavia il giudice della Corte dei Conti smonta questo brano della legge riga per riga e fa osservare che il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa è da assicurare, come previsto dalla Costituzione. Il giudice della Corte dei Conti si sofferma su alcuni pronunciamenti precedenti, anche da parte della stessa Consulta, e entra nel merito del ricorso della signora pensionata delle ferrovie. Per pensioni di importo piuttosto elevato, ma anche per quelle di importo appena superiore a 1.405 euro lordi, 3 volte la minima, per il 2012 e 1.441 per il 2013, la rivalutazione è pressante per garantire il soddisfacimento dei bisogni elementari del pensionato. Il giudice parla di disparità di trattamento e rimarca che i sacrifici non possono essere irragionevolmente imposti a una sola categoria di cittadini senza incorrere nel principio di violazione dell'eguaglianza a causa della disparità di trattamento, che può essere ravvisata nella differente previsione di prestazioni patrimoniali a carico di soggetti titolari di redditi analoghi. Cioè, se io introduco il criterio del 3 volte il minimo per evitare l'adeguamento della pensione, discrimino con chi ha un reddito simile. Poi soprattutto c'è una questione in effetti di parità e di eguaglianza. Perché superata quella soglia e perché quella soglia dà l'esclusione, da lì in avanti sei escluso dall'adeguamento, mentre se prendi 5 euro in meno ce l'hai, tanto per dirne una. Ma poi in generale è il principio del blocco delle rivalutazioni a essere messo in discussione con questa ordinanza che adesso verrà giudicata dalla Corte Costituzionale, o meglio la questione verrà giudicata dalla Corte Costituzionale, se sia lecito o no. E qui si aprirebbe un altro piccolo buco nei conti pubblici, piccolo o meno piccolo, perché se passa il principio che quella parte della legge Fornero non funziona, fermo restando che c'è in attesa per sapere se voteremo il referendum per abolirla del tutto la legge Fornero, come chiede la Lega, come ha chiesto raccogliendo le firme per il referendum, se passa però intanto il principio che quella parte lì non funziona, è evidente che il principio poi si applica a tutti e bisogna restituire i soldi non dati. Si occupa di soldi, nel senso di contanti, anche Davide Giacalone su Libero. Ci sono un italiano, un belga, un tedesco. Non è una barzelletta e non fa ridere. Sono 3 cittadini europei uguali davanti alla legge e hanno in tasca la stessa moneta, l'euro. Per il resto sono diversi. L'italiano è il messo peggio di tutti. Il decreto competitività, attualmente in fase di conversione in legge, chiarisce e solidifica lo svantaggio dei cittadini italiani. Dunque, ci sono un italiano, un belga e un tedesco. In tasca hanno 20.000 euro in contanti. L'italiano, dal 6 dicembre del 2011, Mario Monti, non ne può spendere e consegnare ad altri più di 999,99, è il limite all'utilizzo del contante. Il cittadino belga, invece, può liberamente spenderne fino a 15.000. Il cittadino tedesco, così come l'olandese, può spendere quello che gli pare, può anche pagare in contanti l'acquisto di una casa. Già questo, scrive Giacalone su Libero, basterebbe a descrivere la sorte delle diverse economie nazionali. Ma c'è di più.
Che succede se il tedesco con i contanti in tasca si trova a spendere soldi in Italia o viceversa se un italiano si trova in Germania? Il tedesco continua a fare quello che gli pare, mentre l'italiano continua a sottostare al vincolo più rigido, col che si raggiunge il seguente paradosso. L'italiano e il tedesco, che abbiano in tasca 20.000 euro, non sono ricchi uguali, perché il tedesco è comunque più libero di farne quel che crede e quindi è sostanzialmente più ricco. I limiti italiani valgono per gli italiani, ma non per gli altri, come recita il decreto competitività, che di competitivo, commenta Giacalone, ha la sfida alla logica e al buon senso. Se puoi usare meno i soldi, è logico che tu sia meno competitivo, in linea teorica ma anche pratica. Dovrebbero dunque chiamarlo il decreto anticompetitività. Ma i guardiani del satanismo fiscale dicono che i limiti servono all'utilizzo del contante per limitare anche l'evasione fiscale. Usare la moneta elettronica, i bancomat, le carte di credito sarebbe un salto di morale e di civiltà. Ma se fosse così, qualcuno dovrebbe rispondere a questa domanda. Perché lo Stato vuole denaro contante? E qui racconta Giacalone una sua esperienza personale, il rinnovo del passaporto, e per comprare la marca da bollo, quindi versare soldi allo Stato, accettano soltanto carta moneta, bigliettoni, niente bancomat e niente carta di credito. Se vai all'ufficio postale, quindi a uno sportello sempre statale, puoi usare il bancomat, ma non la carta di credito. Perché se il denaro elettronico è virtuoso, ottimo e profumato, è tenuto ad accettarlo il salumiere, sono tenuti i professionisti, avvocati, commercialisti, eccetera, ad avere gli appositi POS, le macchinette, ma lo Stato no? Si attende risposta. Noi italiani, osserva Giacalone, siamo quelli che possiamo usare meno i contanti, ma siamo anche quelli con meno evasione fiscale. I greci, che ne hanno viste di tutti i colori, possono spingersi fino a 1.500 euro, i francesi 3.000. I tedeschi invece non hanno alcun limite, evidentemente. Credo che i tedeschi, scrive Giacalone, siano anche quelli con la maggiore evasione fiscale, ma se ne sono fatti una ragione e incassano più gettito IVA che da noi, perché i soldi devi pur spenderli. Si è letto recentemente di un giudice tedesco che ha condannato il gestore di un centro massaggi tantrici, il quale sosteneva che sì, lì si massaggiavano anche i genitali, ma lo si faceva per star bene, non per godere. Il signor giudice lo ha mandato a stendere: paghi le tasse relative ai servizi sessuali, cioè bordelli, e non quelle per le cure mediche, che sono più agevolate, sono meno pesanti. Siccome ho qualche dubbio che in quei posti si acceda in massa con la carta di credito, perché alla riservatezza non crede giustamente nessuno e ci sono cose che rientrano fra i cavoli propri, l'erario tedesco incassa più tasse anche dai servizietti, lasciando che scorra il contante. Insomma, è irrazionale questo limite all'uso del contante. A proposito di contanti e quattrini, però, il giornale invece di oggi racconta la storia di Equitalia che entra nel conto corrente per pignorare i soldi del cittadino debitore. L'ente Equitalia usa le maniere forti, prelievo coatto di 10.000 euro a un ingegnere che ha pagato la prima rata di un debito con soli 3 giorni di ritardo. È la storia raccontata da Stefano Filippi. Se si ritarda anche solo un giorno per pagare una rata all'Agenzia delle Entrate, meglio non pagare. La buona volontà non ha cittadinanza presso il fisco italiano. Il pentimento non è previsto perché la macchina delle tasse comincia immediatamente a tritare il contribuente, soprattutto se è imprenditore, artigiano, professionista, cioè se appartiene alla galassia partite IVA. È il caso dell'ingegner Giuseppe Lucarini, titolare di uno studio di ingegneria civile, al quale un temporeggiamento di poche ore è costato molto caro, nonostante 42 anni di libera professione, senza alcuna macchia con l'erario. Nel 2010, racconta l'ingegner Lucarini, ho avuto difficoltà a pagare 10.212,15 euro di IVA. Il professionista che ha lo studio ad Ancona non è un evasore, non intende sottrarsi agli obblighi fiscali nonostante il momento difficile e concorda con l'Agenzia delle Entrate di rimborsare il debito a rate.
L'ingegner Lucarini non cerca sconti. Il piano di rientro prevede 20 versamenti trimestrali in 5 anni di 556,8 euro ciascuno, gli interessi complessivi 925 euro. La prima rata scadeva il 19 ottobre 2012, ma lauguratamente il pagamento è avvenuto lunedì 22. Siccome sabato e domenica non sono giornate lavorative, il ritardo di fatto è di un giorno. Tuttavia i ritardi col fisco sono peccati gravissimi. Avevo pagato la 7ª rata il 30 aprile. Pochi giorni dopo, il 26 maggio, racconta l'ingegner Lucarini, l'Agenzia delle Entrate mi notifica che ero decaduto dal beneficio della dilazione, in quanto non avevo rispettato la prima scadenza, che era sgarrata di un giorno. Nessuna considerazione per il fatto che il versamento fosse poi effettivamente stato fatto. Non conta che tutte le rate seguenti fossero state pagate. Le entrate hanno iscritto il debito a ruolo, applicando alla lettera la legge che impone di calare la ghigliottina sui contribuenti ritardatari, anche se ritardano di poche ore. All'ingegner Lucarini viene intimato di saldare l'intero debito entro 60 giorni dalla notifica. Prima sorpresa. Seconda sorpresa, la somma da versare perché al debito residuo vengono aggiunte sanzioni e interessi per omesso, carente o tardivo versamento. Ma quali interessi bisogna ancora pagare se la rateizzazione viene cancellata, si domanda l'ingegnere. Il totale fa 11.772 euro, più o meno la cifra iniziale. I quasi 4.000 euro già sborsati non contano nulla, quindi in sostanza il signor Lucarini, l'ingegner Lucarini, si trova a versare 4.000 euro in più di quelli che doveva. Un solo giorno di ritardo nel pagamento di una rata ha fatto lievitare il debito dagli iniziali 10.200 a circa 15.700 euro. Tramite commercialista, dice l'ingegner Lucarini, ho fatto presente che la somma richiesta era sbagliata. Ho chiesto una sospensione, ho proposto di concordare entro il 26 luglio un nuovo piano di rateazione. Sono finito nel girone dantesco dei dannati del fisco. La risposta dell'Agenzia delle Entrate è stata: il ruolo è già stato trasmesso a Equitalia dovrà riscuotere la somma. Ultima beffa all'ingegnere di Ancona: il 25 luglio scorso, senza preavviso, mi accorgo che Equitalia, con un RAV, aveva prelevato direttamente dal mio conto fiscale la somma di 10.245 euro a saldo. Nel 2000 Lucarini aveva comunicato all'erario i dati del suo conto corrente per ottenere i rimborsi. Equitalia ha preso quei dati e ha prelevato la somma. Equitalia ha precisato che la delega bancaria comprendeva anche il pagamento delle somme iscritte a ruolo, per cui, allo scadere dei 60 giorni della cartella, la banca ha versato i soldi all'ente di riscossione. Equitalia, insomma, entra nel conto corrente e la banca obbedisce per pignorarti i soldi. Il cittadino è un suddito dello Stato padrone, dice l'ingegner Lucarini. I denari delle tasse vengono presi direttamente dal conto corrente del cittadino. Mi servivano per pagare gli stipendi di luglio, ora chiederò un prestito e pagherò. Ma è fortissima l'invidia per gli evasori fiscali, dice l'ingegner Lucarini. Lo dice uno che finora ha regolarmente pagato dai 60.000 agli 80.000 euro annui di tasse. Per Equitalia nessun disguido. Il contribuente ha ricevuto una cartella per iscrizione a ruolo dell'Agenzia delle Entrate con la quale è stato chiesto a Equitalia di recuperare la somma. La società ha notificato la relativa cartella che scadeva il 25 luglio, giorno in cui la banca ha effettuato il versamento in automatico. Equitalia fa sapere di aver preso contatto col commercialista dell'ingegner Lucarini per trovare una soluzione. Intanto però la mano sul conto corrente è stata già ampiamente messa. Credo che il Senato sia ancora a lavori sospesi perché Grasso, il Presidente, ha convocato i capigruppo per stabilire il prosieguo dei lavori. Intanto, a proposito di quattrini, sempre il Giornale ci racconta con Maria Teresa Conti dell'Unità, il quotidiano, che ha 110 milioni di debiti e grazie a Prodi li paga lo Stato. Vediamo di capire il perché. Le banche creditrici battono cassa a Palazzo Chigi, merito di una legge del professor Prodi sfruttata dai DS. Di che si tratta? La stangata pare che possa arrivare a ottobre e anche se si tratta di debiti di un giornale di partito, l'Unità e del fu partito medesimo, i DS, poi diventati PD,
A pagare la stangata saranno i cittadini tutti, visto che a sborsare ci penserà lo Stato, cioè i contribuenti. Si dà il caso infatti che per grazia ricevuta nel 1998 dal governo Prodi, lo Stato abbia esteso anche a soggetti diversi dalle società editrici la garanzia relativa ai mutui per l'editoria contratti da quotidiani di partito, e si dà il caso anche che i debiti contratti fino al 2001 dal quotidiano L'Unità, che sta attraversando una crisi nera, siano confluiti nel calderone del buco del vecchio PC-PDS ereditato dalla Fondazione Democratici di Sinistra. Morale della favola: lo Stato, in quanto garante, ora dovrà pagare le banche creditrici al posto dell'Unità e della Fondazione DS. E non si tratta di bruscolini, perché il debito, per il quale il Tribunale di Roma ha emesso decreti ingiuntivi richiesti dalle banche, ammonta a 110 milioni di euro. Una cifra colossale, per la verità. Una cifra che il governo Renzi dovrà sborsare a meno che l'Avvocatura di Stato, alla quale è stato presentato ricorso, non blocchi tutto. Il contenzioso non è nuovo. Già nel 2011 il Giornale e il Messaggero avevano parlato del debito mostruoso del quotidiano L'Unità e della maxi causa intentata da 6 banche, capofila Intesa San Paolo, BNL e Banca Popolare, per cercare di riavere il denaro prestato al quotidiano allora DS. Alle origini del paradosso che scarica oggi sui cittadini i debiti di ieri, di un quotidiano di partito, un concorso di fatto. Alla base la legge varata dal governo Prodi, numero 224 dell'11 luglio del 98. La legge trasferisce la garanzia posta dallo Stato sui debiti dei quotidiani di partito anche a soggetti diversi dalle editrici concessionarie. La norma precisa che la garanzia concessa a carico dello Stato, applicata per capitale, interessi anche di mora e indennizi contrattuali, è escutibile a seguito di accertata e ripetuta inadempienza da parte del concessionario. Con questo si intrecciano le vicissitudini che dal PC hanno portato al PD di oggi e alla gestione tramite la fondazione DS del patrimonio del partito. È il 2001 quando la fondazione, guidata dall'ex tesoriere Ugo Sposetti, adesso senatore, si trova sulle spalle un maxi debito dovuto in parte al giornale, ed è il 2002 quando gli esperti dell'ex PC stabiliscono che almeno del debito per l'editoria non c'è da preoccuparsi, visto che il garante dei mutui è lo Stato. Si arriva così alla causa delle banche, ai decreti ingiuntivi che le banche hanno ottenuto e che il governo, guidato dal leader del PD, adesso rischia di pagare. Il tutto mentre si decide il destino dell'Unità, giornale oggi alle soglie del fallimento. Rifiutata la proposta dell'onorevole Santanchè, la trattativa procede con Editoriale 90 di Matteo Fago. I prossimi giorni saranno cruciali. Per la verità non è immediatamente afferrabile il nesso della questione, però l'Unità ha 110 milioni di debiti, li ha scaricati sulla Fondazione DS e grazie a Prodi rischieremo di doverli pagare noi. A proposito sempre di soldi pubblici, la nuova Bre-B-Mi è all'oggetto di attenzione, anche se a quanto pare, secondo i quotidiani economici, non dovrebbe scattare una clausola, o meglio, non dovrebbe scattare una clausola di indennizzo da 2 miliardi e mezzo, che però se scatta è una bastonata micidiale, appunto 2 miliardi e mezzo di euro. Ci sono 2 articoli oggi sulla Bre-B-Mi, uno riguarda il tracciato che dalle porte di Milano va verso le porte di Brescia, passando sotto Bergamo, più che un'autostrada un rebus, la definisce oggi Libero. Dopo l'euforia e il bagno di folla dell'inaugurazione, per la Bre-B-Mi la parola d'ordine è incertezza. Oltre alla storica questione del collegamento con Milano, che resta un'incognita per quel che riguarda i tempi di completamento del raddoppio delle 2 strade provinciali Rivoltana e Cassanese, la nuova autostrada, direttissima Brescia-Milano, più che Bergamo, la nuova autostrada sta facendo i conti con altri problemi. Il più grosso è rappresentato dal collegamento con Brescia. Insomma, su Milano già si finisce in una zona dove le strade non sono proprio il massimo, quindi arrivi a Milano, si fa per dire. Arrivi a Brescia, si fa per dire, perché il problema è quello del collegamento con Brescia e l'autostrada A4, attualmente proibitivo, dice Libero. Chi volesse imboccare la Bre-B-Mi in direzione Milano provenendo da Venezia lungo l'autostrada A4
ha, o forse sarebbe meglio dire avrebbe di fronte a sé due possibilità. Da un lato uscire al casello di Brescia Ovest e imboccare la tangenziale sud collegata alla Brebemi da un raccordo stradale costruito ad hoc. Dall'altro uscire a Brescia Est e utilizzare la strada provinciale 19 che già garantisce il collegamento con la A21. Peccato che al momento nessuna delle due opzioni sia pienamente percorribile, né per chi da Brescia vuole imboccare la Brebemi in direzione Milano, né al contrario, come hanno potuto constatare gli automobilisti che in questi giorni hanno voluto provare la nuova autostrada. Il raccordo tra la tangenziale sud e la A35 è ben lungi dall'essere completato. Insomma, la nuova Brebemi finisce in un cantiere, il raccordo con la A4 a Brescia non c'è. Sulla Brebemi e sul rischio di 2,5 miliardi si sofferma però su Milano Finanza anche Manuel Follis. A pochi giorni dall'apertura al traffico della Brebemi, però continuo a non capire perché Bergamo, che non c'entra nulla con questa autostrada, ma comunque in parte nella provincia forse scorrerà, ma lontano dalla città. Ad ogni modo, a pochi giorni dall'apertura al traffico della Brebemi, la situazione dietro le quinte è incandescente, scrive Milano Finanza. Qualsiasi ora prossima potrebbe essere decisiva, la posta in gioco potrebbe essere molto più alta di quel che ci si immagina. Sul tavolo infatti c'è la minaccia da parte della società che gestisce Brebemi di restituire al governo la concessione. Se così accadesse, scatterebbe una clausola di indennizzo da 2 miliardi e 500 milioni di euro. Una fine del genere non è probabile, scrive Milano Finanza, ma è certamente possibile, anche se è chiaro che in questi ultimi giorni più persone sono al lavoro per scongiurare questa ipotesi che farebbe fare una tremenda figuraccia all'intero paese. Brebemi e soprattutto i grandi azionisti di Autostrade Lombarde, i grandi azionisti sono i soliti Gavio e Banca Intesa San Paolo. La loro holding controlla l'86,8% della nuova autostrada. Insomma, Gavio e Intesa San Paolo stanno aspettando risposte dal governo sul riequilibrio del piano economico-finanziario che era stato accordato da CAL, che è la società delle concessioni autostradali lombarde. La CAL è la società controllata al 50% da Regione Lombardia, al 50% dall'ANAS, cioè dal governo, che è il soggetto concedente, il regolatore, con il quale la società deve interloquire per qualsiasi questione tecnica e finanziaria. L'ipotesi concerneva la defiscalizzazione dell'infrastruttura per 429 milioni, oltre a un contributo pubblico da 80 milioni. Ma l'ultima riunione dell'organismo tecnico di consulenza e supporto alle attività del CIPE non ha accolto le richieste avanzate da CAL, da Concessioni Autostradali Lombarde. La società CAL, Concessioni Autostradali Lombarde, appunto è controllata al 50% dalla Regione Lombardia, al 50% dall'ANAS, che è il soggetto concedente, cioè in pratica quello con cui i privati della Brebemi interloquiscono, e da lì doveva arrivare la defiscalizzazione dell'opera per 429 milioni. Per ora però non è stato dato l'ok. Il risultato? Il caos, anche perché la Banca Europea per gli Investimenti e la Cassa Depositi e Prestiti hanno partecipato al progetto sulla base del nuovo piano proprio perché era stato avallato da CAL, Concessioni Autostradali Lombarde. La realtà è che oggi avrebbero tutti da perdere a non concedere il riequilibrio. Ci si potrebbe ritrovare con un'autostrada appena inaugurata, ma priva di gestore, con evidenti problemi del governo, sia per il pagamento dell'indennizzo da 2,5 miliardi, cifra colossale, sia nei confronti di se stesso nella veste di Cassa Depositi e Prestiti, e infine nei confronti di un'istituzione super partes come la Banca Europea per gli Investimenti. Ieri si è tenuto un consiglio di amministrazione della Brebemi, si è discusso di sospendere il saldo, il pagamento degli espropri dei terreni, che fortuna ai cittadini, e l'incarico e l'ipotesi anche di affidare l'incarico a un advisor, a un consulente legale per studiare la restituzione della concessione, e se la società restituisce la concessione poi deve pagare Pantalone, cioè noi, per 2,5 miliardi di euro. Il paradosso è che a quest'ultima eventualità
Nessuno riesce nemmeno a pensare per le implicazioni terribili sotto il profilo della finanza pubblica, 2 miliardi e mezzo che dovremo pagare noi, ma anche per la figura che di palta e definire poco che si farebbe. A proposito di Brebemi, c'era il ministro Lupi festante, naturalmente. Il ministro Lupi fa festa anche perché in quanto Ciellino avrà altri 60.000 euro dalla Regione Lombardia per promuovere il meeting di comunione e liberazione. Del resto è una tradizione che Regione Lombardia foraggi il meeting di comunione e liberazione. Infine, sempre a proposito di Regione, c'è un'ultima notizia della quale gioisce in particolar modo, e a proposito di cattolici, il quotidiano Avvenire. Il progetto NASCO per favorire la maternità in Lombardia è stato ridisegnato con regole nuove e soprattutto, esulta Avvenire, senza discriminare gli stranieri. L'ipotesi: 2 anni di residenza in regione oppure 1 con reddito fino a 4.800 euro. 2 anni di residenza in Lombardia per accedere al fondo NASCO per tutelare la maternità, con una soglia di reddito ISEE, fissata a 9.000 euro o a 15.000 se la donna in stato di gravidanza è sola. L'anno di residenza diventa 1 soltanto in caso di reddito fino a 4.800 euro. Sono i nuovi parametri per accedere al fondo regionale avviato nell'ottobre 2010 per future madri in difficoltà che rinuncino però ad abortire in presenza di un sostegno economico e di un percorso di aiuto personalizzato. Abbiamo parlato prima però della storia del contante e del POS, della carta di credito e del bancomat. Quanto costa per un commerciante o un professionista mettere il POS, la macchinetta obbligatoria, per permettere al cliente o al cittadino o al consumatore di pagare appunto con moneta elettronica? Ha cercato di quantificarlo, quanto costa, un tavolo tecnico istituito al Ministero dello Sviluppo Economico insieme al Ministero dell'Economia e alla Banca d'Italia. Ebbene, secondo i dati raccolti a questo tavolo tecnico, il costo fisso per i terminali va da 2-5 euro al mese per i POS più innovativi fino a 10-15 euro per quelli invece tradizionali. La spesa dunque, il costo per l'esercente, arriva a pesare tra i 25-60 euro e i 120-180 euro sui conti degli studi professionali e degli esercizi commerciali. Però il costo non finisce qui, questo è un costo fisso, ovviamente, per avere il POS. C'è un costo variabile ed è legato al numero e all'ammontare delle transazioni fatte dalla clientela, che dipendono anche dal tipo di circuito utilizzato. Secondo Federconsumatori, i costi variabili sono il 2,5-3,5% a seconda dell'importo della spesa, alla quale si aggiunge una commissione fissa per ogni transazione che si aggira tra i 30 e i 50 centesimi. Su questi costi, variabile e fisso, impatta anche il decreto che regola le commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carta di pagamento, decreto del 14 febbraio scorso. Questo per quanto riguarda i costi fissi, ripeto, e variabili. A questo punto noi ci salutiamo qui, anzi no, prima c'è una storiellina da Genova che è simpatica da raccontare, perché ci sono le indagini, come sapete, in corso sulla Banca Carige di Genova. A un certo punto, all'interno delle indagini, visto che c'era un centro fiduciario che era il cuore pulsante, diciamo, della movimentazione di capitali in Carige, comprese le operazioni secondo gli inquirenti illecite, all'interno di questo centro fiduciario c'è uno degli indagati che è stato interrogato l'altro giorno, un ragioniere del centro fiduciario, che è un po' la scatola dove venivano fatti girare i quattrini, il quale a un certo punto si sente rivolgere una domanda abbastanza precisa, cioè gli inquirenti gli chiedono chi fosse quel politico che, come risulta dalle indagini, in una certa occasione doveva imboscare 120.000 euro di dubbia provenienza nel centro fiduciario della Carige, oggi sotto indagine. La risposta del ragioniere a questa domanda è stata di questo tenore: guardi, effettivamente si trattava di un politico locale, regionale, non romano, ma ora proprio non ne ricordo il nome. Il politico dai soldi sporchi, il nome non lo ricordo, ha detto l'ex direttore della fiduciaria Cassa di Risparmio di Genova. Oltretutto era anche ligure, però ho dimenticato il nome, ha detto il ragioniere. Bravo ragioniere, ragioniamo.
diceva Totò. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti?